Buongiorno a tutti, ben ritrovati anche questo sabato, sempre qui sullo Scriptorium Web TV. Oggi mi trovo in compagnia di due volontari della squadra comunale della Protezione Civile di San Daniele e sono qui con noi Davide e Giampaolo Buccheri e vi ringrazio intanto per aver accettato l'invito di essere qui con noi oggi, ma soprattutto vi ringrazio, penso a nome di tutta la comunità, per il grandissimo lavoro che avete fatto negli ultimi mesi durante l'emergenza sanitaria che ci ha colpiti. Scusate. E dunque, io penso, no, tutti noi li abbiamo visti con le loro divise giallo e blu, sul furgoncino con gli altoparlanti, a suonare i nostri campanelli per consegnarci le mascherine. Adesso li vediamo al mercato, quindi veramente grazie di tutto quello che avete fatto. Ecco, vorrei però sentire da voi esattamente quali sono state le vostre mansioni durante questo periodo. Intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito che abbiamo accolto con grande piacere. Abbiamo iniziato con, diciamo verso la fine di febbraio, l'emergenza è iniziata circa il 20 di febbraio con la regione da Palmanova ci ha attivato e messo in preallarme fino ad arrivare subito allo stato di allarme. La prima mansione è stata proprio come abbiamo già detto, è stata il territorio con il nostro furgone, con il messaggio dell'altoparlante e successivamente poi è arrivato anche l'ordine di iniziare a distribuire le mascherine. È stato un impegno lungo e anche abbastanza stancante, anche perché abbiamo dovuto prima di tutto noi imparare a usare i dispositivi di protezione e poi riuscire anche a trasmettere, oltre che alla consegna, riuscire a trasmettere il corretto utilizzo e quando erano obbligatorie. E successivamente, mentre si facevano i giri con l'altoparlante e si iniziava a organizzare la distribuzione delle mascherine, abbiamo anche aiutato quella parte di popolazione un po' più debole, che magari sono gli anziani che non potevano uscire per la spesa. Allora abbiamo attivato un numero con il comune dove potevano chiamare, noi lasciavano detto che bisognava andare a fare la spesa alimentare e ci recavamo presso la loro abitazione sempre muniti di dispositivi, non si entrava in casa per evitare ovviamente il contagio e il diffondersi del virus e si andava a prendere la spesa per poi riportargliela. Questo l'abbiamo fatto anche per le persone in quarantena e nel periodo in cui avevamo dei casi Covid a San Daniele anche per i contagiati. Ecco, come già detto, voi eravate sicuramente molto protetti. Avete mai avuto paura di entrare effettivamente a contatto con il virus? Beh sì, personalmente sì, però per lo spirito per il quale si entra a far parte della protezione civile ci si fa coraggio e poi essendo una squadra, quindi essendo circa 20 volontari, ci si aiuta e si affronta per il bene della comunità. Sicuramente, ecco, e qua mi sorge spontanea una domanda e la faccio un po' a entrambi. Come mai voi avete deciso di entrare a far parte della squadra della protezione civile? Parlo io. Sì, Intanto grazie per l'invito. A questa domanda possiamo rispondere sicuramente in maniera molto diversa. Siamo due generazioni diverse. Io ho vissuto il terremoto. Fondamentalmente sono in protezione civile perché nel 1976 avevo 11 anni e mi ricordo la prima tenda in cui ho dormito era una tenda degli scout di Milano e da quel momento lì è nato un bisogno forse di essere utile anche verso gli altri. È stato un cammino, il tutto poi ha portato al 1990 quando il sindaco, il signor Floramo all'epoca, riunì un po' le forze delle associazioni sandanielesi in una riunione dove venne stilata la prima lista. Da lì è nato tutto un percorso che ci ha portato a fare un bel po' di corsi, a fare un bel po' di attività addestrativa, a fare anche un po' di selezione
ed essere presenti in tutte le emergenze locali, regionali e anche nazionali. Da qui forse mio figlio, perché qui siamo su uno scambio di generazione, che mi vedeva partire a tutte le ore, magari del giorno della notte. È successo un 31 dicembre, è successo un 15 di agosto, è successo il giorno del mio compleanno, per dire. È considerato che siete anche volontari, Sì, voglio dire, è un punto in più per voi. Ribadiamo perché... il concetto che è assolutamente un servizio di volontariato gratuito. Quindi mettersi Non- anche a disposizione Esatto. veramente giorno e notte, di sabato, di domenica, davvero complimenti. come molte altre associazioni sant'Agnelesi, però non vogliamo essere diversi, è assolutamente volontariato, quindi forse questo spirito che mi ha visto partire ha creato un germe a Davide. Non so, vediamo. Sì, ne parla lui. assolutamente sì, diciamo che l'esempio in casa aiuta sempre e quindi ti viene la curiosità, no? Cioè, ma cosa c'è di bello? Poi magari anche un po' la divisa, i colori, le cose, poi ti fai raccontare, ma cosa fate, cosa non fate? Andiamo a aiutare la gente quando ha delle difficoltà, e questo magari ti fa capire che non devi sempre solo guardare a te, ma a uno spirito di comunità, a un bene comune, e nell'imparare a continuare a dare una mano e quindi continuare a trasmettere certi valori che la protezione civile porta avanti, ed è importante riuscire ad avere questo cambio generazionale che anche la regione sta cercando sempre più di portare avanti, e questa emergenza devo dire che un po' ha aiutato, Ha avvicinato sì, qualche nuovo membro. ha aiutato più di qualche giovane a Ecco, quindi interessarsi. possiamo dare magari qualche informazione se qualche ascoltatore dovesse essere interessato a far parte del gruppo. Come si entra nella protezione civile? Ci sono dei corsi, degli esami? Allora, per entrare ufficialmente nelle squadre comunali bisogna fare una domanda, una richiesta che si trova sul sito del comune, o comunque se conoscete qualche volontario è sempre ben accetto fargli una domanda e chiedere come avere il modulo, ma è scaricabile dal sito del comune nella sezione apposita per la protezione civile. Lo compilate, dopo averlo compilato lo si porta in comune, e da quel momento in cui viene protocollata, diciamo, la richiesta, poi si entra ufficialmente a far parte, e questo è l'aspetto tecnico. Ovviamente entrare a far parte della protezione civile deve essere spinto da uno spirito di solidarietà, ecco, e poi appunto si inizia a far parte di questa grande famiglia. E credo che ci siano anche degli aggiornamenti continui. C'è un percorso formativo da fare. Esatto. Nasce subito dopo la domanda, la regione costantemente organizza dei corsi durante l'anno. In questo periodo sono stati chiaramente bloccati per l'emergenza Covid, però ricominceranno appena possibile. Sono inerenti ai specifici rischi del territorio. San Daniele ha sicuramente un rischio idrogeologico, un rischio dovuto alla meteo come in questi giorni, quindi le squadre si preparano per utilizzare il materiale in dotazione che ci viene assegnato per quel particolare rischio. È un percorso formativo. Quanti componenti siete qui a San Daniele? In questo momento siamo una ventina di volontari, tutti hanno la propria disponibilità, il tempo libero che riescono a dare, il tempo libero che riescono ad assegnare a questo impegno, perché tutti abbiamo un lavoro, una famiglia, certo, e altri impegni da portare avanti. Assolutamente. Quindi adesso abbiamo capito cosa fate voi in tempi di emergenza, però voi siete attivi sempre. Ecco, in tempi normali, chiamiamoli così, in cosa siete impegnati? In tempi normali uno dei primi compiti della protezione civile è prevenzione, una parola molto importante, ovvero sensibilizzare la popolazione su quelli che sono i rischi del proprio territorio, della propria regione, e quindi permettere alla gente anche di iniziare a capire cosa può fare per aiutare la comunità. Anche perché protezione civile non si fa solo con la divisa addosso, ma è un senso di comunità che deve spingerci, e poi ovviamente, come abbiamo già detto, in tempi normali ci formiamo e addestriamo, perché nel momento in cui capita l'emergenza, che bisogna partire, andare ad aiutare
qualsiasi persona si trova in difficoltà, bisogna conoscere prima di tutto le attrezzature che si hanno, ma soprattutto le persone con cui si va a operare, e quindi c'è sempre un costante addestramento, un costante ritrovo dei volontari per manutentare, tenere in ordine tutti quelli che sono i mezzi e le attrezzature, e poi appunto andare a operare per mantenere fresco, diciamo, l'attività e ricordare quali sono i passi corretti per operare. Ecco, qui e dietro di me, non so se riuscite a vederlo bene, altrimenti chiedo alla regia se può eventualmente far vedere le immagini a tutto schermo. Vediamo appunto alcune foto di momenti in cui voi eravate attivi. Ecco, se volete magari raccontarci quello che facevate durante questa foto. Ok, questa è un'attività addestrativa di montaggio tende. La regione ci chiede costantemente di essere pronti a montare tendopoli in qualunque momento, in qualunque posto d'Italia. Questa invece era un'operazione, non so se cambiamo, esatto, questa è una foto di gruppo sulla piazza di San Daniele, dove c'è la squadra che era alla fine di un'attività, abbiamo fatto una foto ricordo. Giro d'Italia 2018. Giro d'Italia, come vedete c'era il Giro d'Italia. Ecco perché veniamo anche chiamati a supportare l'attività dei vigili urbani o della polizia per il traffico, anche se non è un nostro compito, attenzione. Però, come collaborazione. Come collaborazione, sì. Certo. Ecco, io vorrei farvi una domanda così anche personale, di mia curiosità personale. Volete raccontarci un fatto, un aneddoto che in qualche modo vi è rimasto nel cuore, che vi ha toccato particolarmente durante i vostri anni più lunghi o meno lunghi, insomma, di esperienza in protezione civile? Beh, io è praticamente 5 anni che faccio parte della squadra, quindi sono una giovane leva della protezione civile. Ma sicuramente ne hai già viste tante, immagino. Ma diciamo che aspettavo la chiamata di un'emergenza un po' importante, e nel 2018 è arrivato Vaia e siamo andati in supporto al comune di Ovaro, dove aveva avuto veramente dei forti danni, e diciamo che c'era quella tensione ma anche curiosità di riuscire a capire se effettivamente la formazione, l'addestramento e tutto ciò l'impegno che avevo messo per entrare in protezione civile sarebbe risultato utile, ed è stato così, perché abbiamo operato una giornata intera sotto la pioggia per riuscire ad aiutare un albergatore in quel caso, e alla fine della giornata vederlo con le lacrime agli occhi, ma non perché aveva subito tutti quei danni, ma perché aveva rivisto un po' di speranza dopo il lavoro di una quarantina di volontari, è stato davvero davvero emozionante, e dà quel motivo in più per dire: sto facendo qualcosa di utile per la mia comunità, per la mia gente, e ti ripaga di tutto il tempo, l'impegno, le ore che ognuno di noi mette per formarsi e addestrarsi. Invece, perché hai avuto un'esperienza veramente lunga? Andiamo al 1994, andiamo alla prima emergenza in cui la squadra comunale di San Daniele esce fuori dal territorio. Andiamo in Piemonte e siamo veramente attrezzati con niente, cioè avevamo veramente le divise, avevamo un camioncino del comune e siamo andati così, siamo arrivati dove c'era il centro operativo e non c'era nessun comune che voleva, nessuna squadra comunale che voleva andare in questa piccola frazione, e siamo andati noi. E l'esperienza che mi ricordo era una signora che alla fine della giornata eravamo infangati, belli sporchi, insomma, ci ha preparato un minestrone, uno dei più buoni minestroni della mia vita, devo dire, in quel momento lì abbiamo capito che era giusto che noi fossimo lì, perché eravamo veramente una mano, era veramente un niente, perché 5 ragazzi di 25 anni non possono cambiare certamente un'emergenza, però il segno è stato bellissimo, e da lì è stata veramente una svolta per tutti. Siamo tornati sereni, diciamo, da quell'esperienza. Beh, ecco, da questo si capisce anche che magari tante volte è proprio la piccola goccia di ognuno, il piccolo lavoro di ognuno che poi porta ai grandi risultati. Quindi ecco,
possiamo anche dire a chi volesse entrare a far parte della protezione civile che non serve, no, venire per fare chissà che grandi cose, ma ognuno con le proprie potenzialità può sicuramente portare un aiuto alla comunità. Assolutamente sì. Quindi io vi ringrazio di essere stati qui con noi oggi. Ancora una volta vi ringrazio da parte di tutta la comunità per quello che fate, per quello che avete fatto e per quello che sicuramente continuerete a fare per noi. Quindi vi saluto ancora una volta e saluto tutti gli ascoltatori dandovi appuntamento alla prossima settimana, sempre di sabato, sempre alle ore 12.